Un furto in pieno giorno e al secondo piano di un condominio. Esatto, cioè io infatti pensavo di essere al sicuro e evidentemente non lo siamo neanche qua. Senza paura di essere visti da passanti e residenti, i ladri acrobati hanno letteralmente scalato questo palazzo che si affaccia nella frequentata via Veronese in zona Fiera. Sono saliti nella terrazza del primo piano, ma visto che le persone si trovavano in casa, hanno deciso di continuare la salita per intrufolarsi in questo appartamento al secondo piano. 12 metri di un'audacia incredibilmente spericolata che in pochi possono compiere. Non mi stupisco più di tanto. Qua c'è un'impronta, sì, e poi hanno forzato la portafinestre. Dovevano essere almeno in due per darsi una mano a scalare il palazzo, si sono arrampicati come circensi e una volta divelta la porta finestre hanno iniziato la razzia. La coppia di residenti rientrata nel tardo pomeriggio, dopo aver aperto la porta blindata, si è ritrovata la casa rovistata da cima a fondo. Tutte le scatole con i miei oggetti buttati giù per terra. E poi ho collegato perché ho visto la porta qua, la portafinestra aperta della terrazza. Ho portato via un vecchio ricordo di mia nonna, a cui tenevo moltissimo perché mia nonna non c'è più ed era l'unica cosa che mi era rimasta. Un'amara sorpresa che altri vicini di casa temono di subire. Noi abitiamo da soli in una palazzina e abbiamo paura la notte di stare da soli in casa.